Il consigliere Marco Dolfin della Lega Liga Veneta ha ricordato, come detto nei giorni scorsi, che il comune di Chioggia riceverà un contributo di 80.000 euro dalla Regione del Veneto per riqualificare le aree dell'ex discoteca Cichito a Sottomarina e dell'ex stabilimento balneare a Isola Verde. Con questo finanziamento è possibile avviare la fase esecutiva dell'intervento che riguarderà la pulizia e la bonifica di queste due zone, affrontando così un problema di degrado storico e persistente. Entrambe le aree sono state trasformate in discariche abusive nel corso degli anni, frequentate anche da individui poco raccomandabili. Il progetto di riqualificazione mira quindi a restituire loro dignità e a valorizzare il territorio di Sottomarina. Il contributo ottenuto fa parte di un bando regionale finalizzato al supporto di interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti e rappresenta l'importo massimo previsto dal bando, e con esso si coprirà la maggior parte dei costi stimati per la riqualificazione delle due aree che prima di entrare tra le proprietà del comune di Chioggia erano di proprietà del demanio. Il consigliere Dolfin ha quindi espresso gratitudine nei confronti degli uffici ecologia e ambiente del comune di Chioggia, che hanno collaborato per presentare la documentazione necessaria e raggiungere questo importante obiettivo. Le immagini attuali dell'area dell'ex Cichito, coperta da una fitta vegetazione incolta, mostrano una situazione inaccettabile per un paese civile, con strutture fatiscenti, mobili abbandonati all'aperto, veicoli e camper lasciati in disuso, cumuli di pneumatici e pezzi di auto sparsi a terra, oltre a sedie e rifiuti di vario genere, condizioni che ora verranno finalmente risolte proprio grazie al contributo regionale. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.